Sono papà Fabio e mamma Dana a portare il loro Carletto fino al carro funebre, sorretti da centinaia di persone, dentro e fuori la chiesa di Roncade, familiari, amici, conoscenti, intere comunità che si sono strette nell'ultimo saluto al piccolo, trovato morto annegato nel mare di Cavallino Treporti dopo un'angosciante mobilitazione. Aveva compiuto da pochi giorni 6 anni. Per salvarlo si era formata una vera e propria catena umana fatta di gente comune, un abbraccio che è continuato anche nel giorno dell'addio. Presenti ai funerali tra i tanti gli uomini della Capitaneria di Porto, le polizie locali, l'associazione Carabinieri, i Boy Scout, i sindaci di Roncade, Cavallino, il vice sindaco di Vedelago. A tutti loro è andata la gratitudine dei genitori con papà Fabio che ha scritto e letto una lettera intrisa di amore, proprio quell'amore che Carlo donava in maniera illimitata. Perché Carletto sapeva amare come ama Dio. Chi ha avuto la benedizione di aver vissuto con Carletto ha già capito il scoprimento. Parlo dell'amore vero, non lo so, cioè, quello incondizionato. Una marea di affetto, un'immagine che lo stesso Fabio usava spesso descrivendo il suo piccolo Carlo. Carletto è come la marea. Il suo amore sale piano piano, perché Carletto è timido e scrittore. Ma poi sale sempre di più, fino a riempirti completamente. Tanto che non riesci più a farne a meno, a tal punto che, ed è qui che scatta la magia, inizia a imitarlo. Ci rendevi tutti delle persone migliori. Quella marea, ha continuato il papà, che poi ti ha restituito dopo che la corrente ti aveva trascinato via, parole che toccano il cuore come la richiesta di mandare un bacino al cielo. Carletto voleva vedere tutti felici. Sono stata cieca e sorda, il messaggio della mamma, per questo oggi vi dico usate gli occhi per vedere davvero, non limitatevi a guardare, usate le orecchie per capire e non solo ascoltare. Sul ruolo dell'educazione che comporta sempre responsabilità e rischi si è soffermato Don Marcello. Di certo era un bimbo speciale Carlo Panizzo, non solo per mamma e papà, così le sue maestre. Era un bambino solare, era un bambino che stava vicino a tutti i bambini, li aiutava, non c'era bisogno di dirgli cosa doveva fare, sapeva lui che cosa doveva fare e faceva sempre la cosa giusta. Aiutava gli altri, veramente un angelo, ha fatto un miracolo in noi e questo miracolo dovrà continuare anche quando faremo l'ingresso in classe. E questo dolore che portiamo dentro lo dobbiamo trasformare in gioia perché lui amava la gioia.